Buonasera e bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Gibeppe Paronetto di Strana per quella che è la 13ª giornata del campionato di Serie B femminile in campo Curisi Strana, che ospita la famiglia Schio, ospiti che al momento sono all'ultimo posto della classifica con 2 punti, ultima e unica vittoria nello scontro diretto contro Casarsa, poi 5 le sconfitte di fila. Vedremo se oggi riusciranno a portare a casa 2 punti importanti per la corsa play-out, visto che Casarsa ora si trova a 4 punti, poi Pordenone e Istrana a 8. Muggia a 10 e il gruppone a 12 che vede Venezia, Bolzano, Montecchio e San Bonifacio. Istrana infatti ha l'obiettivo di accorciare su questo gruppone, arrivare intanto a pari merito con Muggia, che ha perso in casa contro Team Up per 51-67 proprio in questo weekend. Istrana che arriva da una sconfitta anche abbastanza dolorosa contro Junior San Marco, una partita dove Istrana ha giocato più che alla pari per tutto il primo tempo, anzi comandando il risultato. Poi un parziale di Junior San Marco durante il terzo periodo che ha trovato il più 10. Istrana poi negli ultimi 5 minuti di partita è riuscita ad accorciare fino al -1 a un solo minuto dalla fine, per poi però uscire dal time out. Un 5-0 di San Marco ha chiuso la partita. Ultimi minuti per i due allenatori per dare le ultime indicazioni alle proprie ragazze, ultimi minuti anche per lo staff del basket Istrana per mettere qualcosina a posto. Andiamo a presentare nel frattempo i due direttori di gara: primo arbitro Cuca Stefano di Oderzo Treviso, secondo arbitro Fassina Marco di Camponogara Venezia. Ancora a colloquio i due coach, Davide Torreson per Istrana, invece Marco Malfatti per la famiglia Schio. Come dicevamo, partita che andrà a chiudere l'ultimo weekend dell'anno. Altra partita in contemporanea si gioca a Pordenone, con Pordenone che ospita proprio Junior San Marco. Istrana che invece chiuderà l'anno solare 2025 in questa partita casalinga. Vedremo con che risultato. Uno score casalingo di 3-3 per Istrana in questo momento. L'ago della bilancia sarà proprio questa partita. Già pronte a scendere in campo le ragazze di Schio. Vediamo se riusciamo a intravedere subito il primo quintetto. In campo Zoleo, Cavedon, Ferretto, Battilotti e la numero 24 Gasparini. Saluti di rito anche per Istrana, che scenderà in campo con Bertoldo, Zamuner, Chiapperini, Bigliatto e Zanatta. Saluti di rito anche con i due direttori di gara e con il tavolo. Sembra quindi tutto pronto. Tutto pronto quindi per la palla 2. Zanatta già pronta
a gestire questo primo possesso, incitata anche dal pubblico del Pallaparonetto. Fischio del direttore di gara e quindi si parte con Zanatta che smanaccia il primo pallone in fallo laterale, però quindi il possesso sarà per Schio. Primo disappunto anche in tribuna. Allora si parte con Zoleo, il movimento di Ferretto, si fa vedere anche Gasparini, non viene servita. Ancora Chiapperini in difesa sul pallone, Zoleo poi contro Bertoldo, pochi secondi per andare al tiro, molto corto, subito bella difesa di Strana, attacco abbastanza statico di Schio. Zamuner dall'altra parte arresta il palleggio, trova poi l'aiuto di Bertoldo, movimento ancora di Zamuner, Bertoldo invece va da Bigliato, palla sotto per Zanatta, scarico, Chiapperini, finta, penetrazione per la linea di fondo, scarico ancora per Bertoldo, bella giocata dal numero 5 che trova anche il fallo dalla difesa, quindi primo giro dalla lunetta per lei. Primo tiro libero sbagliato. Buono invece il secondo. Sblocca subito il punteggio. Lo Zoleo dall'altra parte, conduce con la sinistra, scarico fuori, Ferretto, penetrazione fino in fondo. Non trova il fondo della retina, allora si va veloce, dall'altra parte ancora con Bertoldo che va da sola con un bel canestro in penetrazione. (3-0) di parziale di Bertoldo. La Ferretto in posizione di punta, ancora in difesa ottima sul pallone di Chiapperini, prova ad andare dentro Cavedon, niente a fare, si torna fuori, va fino in fondo in Battilotti, poi lo scarico, non va a buon fine però la tripla di Cavedon, possesso però ancora per Famiglia Schio. Ancora Battilotti, prende la linea di fondo, prova con uno scarico difficile, pallone che in qualche modo rimane nelle mani di Schio che riesce ad arrivare anche andare anche al tiro con Zoleo. Anche questa volta corto, allora Zamuner a chiamare lo schema, il movimento di Chiapperini. Ancora Zamuner con spazio anche da 3 punti, va fino in fondo, penetrazione con la mano sinistra, trova il fallo della difesa, primo giro dalla lunetta anche per lei. Primo libero buono. Buono anche il secondo 2-2 per la numero 8. Subito pressing forte di Bigliato che però non riesce a recuperare il pallone. Allora Battilotti, il movimento di palla ancora di Schio che la muove dal perimetro, va anche alla tripla, lunga però di Cavedon, poi Zanatta perde il pallone, brava il numero 20 a scippaielo, quindi i primi 2 punti anche per Schio che sblocca ora il suo punteggio. Zamuner cerca e trova Zanatta, il movimento di Chiapperini che porta il blocco, ha Bigliato, movimento a Ricciolo, va anche a canestro al numero 11, non riesce però a trovare l'aiuto del tabellone, va vicino anche al fallo, pallone che però rimane ancora a Schio, bella giocata di Zoleo che va fino in fondo, arriva però l'aiuto efficace in difesa di Zamuner che poi va subito a Bertoldo, palla dentro per Chiapperini, pallone però toccato dalla difesa dal numero 24 Gasparini, quindi rimesso sotto canestro per Zamuner, movimento ancora di Chiapperini, si fa vedere anche Zanatta, vista e servita, spalla canestro, virata, gancio di sinistro, ancora col sinistro sul rimbalzo, ribadisce a canestro, primi 2 punti anche per lei.
Zoleo, difesa da Bertoldo, palla poi per Ferretto, quello su di lei Chiapperini, passaggio sbagliato, brava Bigliato qui a intercettare. Allora Zamuner dall'altra parte, palla fuori per Zanatta, può provare anche al tiro, ci pensa per un attimo, decide poi di consegnarla alla numero 8, niente da fare, poi si va a rimbalzo. La meglio ce l'ha Gasparini che va veloce in contropiede da Zoleo, scarico ancora per la numero 24 che non trova però il bersaglio grosso, allora si va veloci dall'altra parte con Bigliato che poi ci pensa 2 volte e fa bene per gestire con più calma questo possesso. Ancora Zamuner aspetta il movimento delle compagne, si fa vedere Bigliato, finta, penetrazione, mano sinistra, tutto molto bello. 2 punti anche per la numero 11. Dall'altra parte Battilotti, palla per Zoleo, difesa da Bertoldo, consegnato per Cavedon, ancora il numero 66, penetrazione, tiene bene Bigliato, finisce però per commettere fallo. Non del tutto convinta di questo fischio. Allora, primo giro di cambi per coach Torresan, dentro Rossetto, fuori Zamuner. Primo libero sfortunato per Battilotti. Secondo invece è buono. Allora Bertoldo a portare su il pallone. Movimento di Chiapperini, vista, servita, alza il braccio anche Zanatta. Eccola qui la numero 23 che va in azione solitaria e con la destra stavolta trova direttamente il canestro. Bella giocata di Francesca Zanatta. Bisogna tornare però veloci in difesa per Istrana perché Schio la stava già facendo girare dal perimetro. Battilotti chiama il movimento della compagna, vede poi Zoleo con tanto spazio, penetrazione, in qualche modo alza la parabola, chiede anche un contatto falloso, non fischiato però. Allora Rossetto, palla per Bertoldo con tanto ritmo e tanto spazio da 3 punti. Caterina Bertoldo sblocca Istrana anche dall'arco e costringe Schio a chiamare time out. Punti 4, 5, 6 per Bertoldo. Quindi allunga subito sul più 11 Istrana, provando a mettere subito le cose in chiaro. Vedremo se avrà anche la lucidità e la pazienza di gestire poi nel corso del match questo vantaggio già accumulato con 4 minuti e 44 secondi da giocare nel primo quarto. Partita sicuramente non lunga, lunghissima, quindi tutto il tempo per Schio di recuperare, tutto il tempo però anche per Istrana per allungare e mettere in ghiaccio il prima possibile il risultato. Time out energico di coach Malfatti, probabilmente più mentale che tecnico, come è giusto che sia, visto anche la situazione di punteggio dopo soli 5 minuti e 16 secondi. Ottimo approccio alla partita di Istrana, che soprattutto in difesa ha concesso tiri difficili alle avversarie e poi è riuscita subito a pungere in attacco. Qui Zoleo, palla a destra, si va poi sotto canestro da Battilotti, spalle a canestro, raddoppiata, trova comunque lo scarico. Bella giocata qui della numero 66 che ha dato un bel pallone alla compagna. Allora Rossetto, virata, va dentro con la sinistra, nonostante il contatto trova il canestro. Appena entrata, 2 punti importanti anche per lei.
Dall'altra parte Schio, palla per Brazzale, vediamo se arriva lo scarico in questo momento per Battilotti, penetrazione, mano sinistra, niente da fare, Zanatta a rimbalzo, non sa cosa farsene bene di questo pallone, trova poi l'appoggio di Bigliato che vede la strada per il canestro, la prende tutta, trova poi lo scarico per Troll appena entrata, allora Bertoldo dietro il blocco di Zanatta, bel lob per la numero 23 che non riesce però a trovare un tiro pulito. Allora Zoleo ci pensa una volta in più prima di andare in penetrazione, palla fuori per Ferretto, allora Brazzale, scarico, penetrazione, tiene bene Bigliato, reverse che non arriva al ferro, allora Bigliato dall'altra parte, palla per Bertoldo con spazio da 2, rimbalzo poi palla che schizza, tanta confusione, scarico pulito per Trollo, non c'è la linea di penetrazione, allora Bertoldo, 8 secondi per andare al tiro, Bertoldo vediamo se si inventa qualcosa, palla per Zanatta che deve andare al tiro, lo fa sulla sirena, trova il ferro, poi rimbalzo ancora Schio, si fa vedere Brazzale, vista servita, non c'è spazio per il tiro, penetrazione fino in fondo Zoleo, tanti contatti anche qui, nessun fischio, allora Bertoldo, momento non spettacolare del match, tanta confusione, questi ultimi possessi, vediamo se mette un po' di ordine in strana con Zanatta, ancora spalla a canestro, al numero 23, domina sotto le planche, punti 5 e 6 per lei, nonostante comunque la difesa di Brazzale fosse competente, molto brava a utilizzare i propri mezzi fisici e tecnici, la numero 23 di Strana che qui lascia posto a Perocco, dentro anche Zannetta e Gasparini al posto di Bertoldo e Bigliato. Rimessa per Schio, movimento ancora della numero 66, ancora Battilotti, prova a mettersi in ritmo dal palleggio anche per il tiro, poi cambia idea, si va dall'altra parte con Valente, spalla a canestro, passaggio schiacciato, niente da fare, Gasparini cerca il pallone, capitano di Strana però trova le braccia dell'avversaria, quindi terzo fallo per le padroni di casa e rimessa per Schio, ancora Battilotti contro Gasparini, passa bene, sfrutta bene il blocco al numero 66, la tripla poi è corta, ultimo tocco di Gasparini che si autodenuncia, bel gesto di sportività qui del capitano di Strana, quindi cambia la propria decisione di direttore di gara, bisogna registrare anche qualcosa al tavolo che probabilmente era già pronto con i 24 secondi per Istrana. Pallone che non aveva toccato il ferro sul tiro di Famiglia Schio, quindi 7 secondi per le ospiti per andare al tiro. Movimento di Ferretto, intercetta però Trollo che prova a tenere vivo il pallone, bella giocata difensiva della numero 12 di Strana che rosicchia 2 secondi alle avversarie e quindi 5 ora per andare al tiro. Battilotti, spalla canestro, scarico fuori con i piedi sulla linea, il tiro di Brazzale entra, quindi 2 punti anche importanti per il morale del Peschio. Qui Rossetto, palla per Gasparini, fa girare per Zanet, a zona ora Schio e se metti la zona e lasci tutto questo spazio a Perocco, il risultato è sempre solo 1, 2 punti per lei. Dall'altra parte Ferretto, pallone per Valente, scambia con Brazzale, poi Battilotti, post basso, prova a fare da sola, un bel movimento che però non trova
i 2 punti. Allora Zanet a portare sul pallone che mai lo schema. Rossetto, palla in punta per Gasparini, poi Perocco, movimento ancora di Rossetto che aspetta il pallone in angolo, Perocco va al tiro, palla che corre veloce, non riesce a tenerla viva Battilotti. Allora rimessa per Rossetto, anzi no, per Perocco. Si fa vedere proprio al numero 15. Blocco per lei, ancora Perocco, stavolta da 3 punti. È una sentenza. Perocco da 3 punti. 3, 4 e 5 della sua partita, con Istrana che allunga. Più 16 in questo momento, ottima difesa, recupera il pallone di Zanet che ha pochi secondi per andare al tiro, però prova allo scarico per Gasparini, niente da fare, finisce qui con il tiro del capitano di Istrana, il primo 4 tra Curis, Istrana e Famila Schio sul punteggio di 23-7, squadra di Torresano che ha approcciato molto bene la partita su entrambe le metà campo, trovando subito un parziale di 14-3 fermato dal time out di Schio, però poi ha allungato nonostante l'interruzione al 23-7 attuale, quindi 16 punti di differenza. Partita, come abbiamo detto anche in apertura, ancora molto lunga, quindi Istrana dovrà continuare a giocare in questo modo e allungare il risultato anche per il morale e una differenza canestri che non si sa mai possa tornare utile alla fine del campionato. Come dicevamo in apertura, partita importante per Istrana per agganciare a 10 punti Muggia e tenersi vicino il gruppone da 12 punti che attualmente vede interessate 4 squadre, con Montecchio che ha ottenuto 2 punti molto pesanti nella partita contro Conegliano, cambiando un po' anche le dinamiche in cima alla classifica, che in questo momento vede Marghera a dominare il campionato con 22 punti, Team Up la prima a inseguire a 18, Conegliano come dicevamo a 16, Cusignacco e San Martino e San Marco a 14, poi il gruppone poco fa menzionato con Bonifacio 12, Montecchio, Bolzano e Raier Venezia, poi Muggia 10 e Pordenone che anche lei oggi ha la possibilità di agganciare il trenino di 10 punti, Istrana e Casarsa a 4, ultima la Famila Schio a 2, che sicuramente non avrà sorriso alla vittoria di Casarsa contro la Raier Venezia. Quindi qualche risultato sicuramente imprevedibile anche questo weekend. Rimane ancora a zona la difesa di Schio. Istrana fa girare bene il pallone trovando Perocco, poi Rossetto con spazio, non riesce a trovare il bersaglio grosso, palla poi vagante sulla quale mette le mani Schio che vuole andare veloce dall'altra parte con Battilotti. Si ferma poi il suo attacco, ancora al numero 66, palla in mano, penetrazione, tiene bene, molto bene Istrana, concede però poi spazio a Brazzale, brava a chiudere tutto Perocco che trova l'appoggio di Zanet, infrazione di passi però della numero 24. Allora, possesso che torna a Schio. Movimento di Ferretto, non servita, si fa vedere ancora Brazzale, si va ora da Ferretto che la fa girare, penetrazione, grande difesa qui di Rossetto, taglia fuori che funziona benissimo in Perocco, allora il numero 15 a portare sul pallone, si fa vedere Trollo, ancora Rossetto, scambiano le due, blocco per lei, fuori per Zanet da 3 punti, tripla lunga, a rimbalzo
ancora Ferretto che mette anche il pallone di là, infrazione di campo abbastanza evidente, non fischiata comunque. Perocco ancora presente a rimbalzo. Possesso che rimane a Istrana, che avrà 5 secondi per andare dall'altra parte, cosa che non sarà probabilmente difficile visto che c'è Zanet ad aspettare il pallone tutta da sola. Eccola qui che riceve. Perocco fa girare ancora per Zanet che ci riprova da 3 punti, niente da fare, tiro con tanto spazio lasciato dalla zona. Dall'altra parte Battilotti torna indietro, cambio lato, si viene da questa parte con Bulajar che prova la penetrazione, poi fuori. Battilotti prova a inventarsi qualcosa dal palleggio, cerca la compagna, niente da fare, poi in contropiede Perocco pesca Rossetto che va quasi più veloce del pallone, riesce comunque a trovare il tempo giusto per andare al canestro. Altri 2 punti per lei e Istrana che si sblocca dopo qualche minuto a secco. Qui intercetto di Gasparini, giocatona del capitano di Istrana nel recuperare il pallone. Allora Zanet, palla per Gasparini che forse pensa anche al tiro, ancora il numero 24 che però stavolta si fa sporcare il pallone, bravissima a tornare in difesa, poi sporcatura ancora di Gasparini, stavolta però trova anche la mano avversaria. Ottimo però il ripiego difensivo del capitano di Istrana che qui lascia spazio a Chiapperini. Fuori anche Rossetto al posto di Zamuner. Primo libero buono per Valente. Il secondo invece è corto, ma a rimbalzo c'è Bertoldo che però non vede più il pallone perché arriva Zamuner che scambia con Perocco, poi Zanet, palla in angolo per Chiapperini, tripla della numero 0, invece no, 2 punti per lei che comunque vanno più che bene. Continua ad allungare Istrana. D'altra parte penetrazione, niente a fare, ci mette la manina Perocco, Trollo non controlla, controlla invece Zamuner che va ancora dal numero 12. Consegnato ancora per Zamuner, blocco per lei di Perocco, scarico dalla media, ci prova Trollo, niente da fare. Allora Bulajar prova a fare tutto da sola, legge tutto 2, 3, 4, 5 secondi prima Perocco, sporca il pallone, concede solo il fallo laterale. Ancora il blocco non passa comunque Zamuner, Zanet dà una mano, arriva anche Perocco, poi Chiapperini, altra grande difesa di Istrana che poi va dall'altra parte, controllo, cambio lato per Zanet, extra pass, Chiapperini da 3 punti, stavolta tiro che non trova il bersaglio grosso. Applaude comunque coach Torresan che sicuramente può essere più che contento di questo primo tempo delle sue. Prova ad alzare anche la difesa Istrana che va vicino anche al recupero del pallone ma costruisce bene il tiro aperto rinunciato però da Zaupa che crea comunque un altro tiro aperto per Bertoldo. Lei non si farà dire 2 volte e trova 2 punti per arrivare anche in doppia cifra per Schio. Zanet si fa vedere Zamuner però distante da canestro, poi palla un po' troppo prevedibile questa, allora si torna veloci in difesa con Bulajar, capisce le sue intenzioni Chiapperini,
finisce però per commettere fallo stavolta. Comunque buona giocata anche questa. E time out chiamato da coach Torresan, probabilmente anche se solo per dare qualche secondo in più di riposo alle sue ragazze, visto che oggi si trovano in 10. Giusto anche gestire le energie nel corso della partita, soprattutto in questo momento dove è stato già trovato un buon vantaggio. La ragnetta in mano per lui, ancora a colloquio con le sue ragazze, sia coach Torresan ma anche coach Malfatti dall'altra parte. 2-0 i falli per Istrana, deve ancora commettere un'infrazione di gioco Schio, e forse anche questo indica poca aggressività e poca grinta per le padovane. Istrana già pronta a tornare in campo, sicuramente non molto da dire per coach Torresan. Arriva ora anche Schio. Si riprenderà quindi dalla rimessa per le ospiti. Bulajar sul pallone, a disturbare c'è Chiapperini in movimento dalla compagna difesa da Zamuner che non tiene la penetrazione, scarico fuori da 3 punti, niente da fare. Allora Perocco trova l'appoggio di Zamuner che va veloce dall'altra parte, arresta il palleggio, si va in punta da Perocco, mette giù il pallone, consegnato ancora per il numero 8, raddoppiata, cerca lo scarico, Chiapperini, grande giocata ancora nel recuperare il pallone, poi fallo abbastanza vigoroso, questo contatto su di lei porta a casa 2 tiri liberi. Il primo libero è corto da numero 0. Corto anche il secondo, a rimbalzo però c'è Bigliato che prova a ribadire a canestro, poi Chiapperini, ci pensa lei, tanta parabola in questo layup di sinistra, ma ha ragione lei perché sono 2 punti che danno il più 19. La Schio per la reazione o comunque accendere una piccola scintilla, va fino in fondo, qui bel canestro. Allora Zamuner lascia l'onere di costruire l'attacco a Zanet, che all'inizio pensa ad andare da sola, poi il movimento di Chiapperini, vista e servita, blocco per lei di Perocco, Chiapperini prova ad andare da sola, si crea con spazio in qualche modo, a rimbalzo Zamuner, palla per Zanet, tanto spazio, niente da fare. Comunque molto presente a rimbalzo quest'oggi Istrana, che riesce a dar vita anche a possessi che sembravano morti. Nel frattempo torna in campo Bertoldo nel fila di Istrana, subito in difesa su Zoleo, qui Bigliato sporca per un attimo il pallone che rimane però a Bulajar che va fino in fondo, non trova il tocco morbido per i 2 punti. Allora Bigliato, Bertoldo, blocco per lei di Perocco che poi si fa vedere, scarico fuori per Chiapperini, niente da fare, Perocco a rimbalzo in qualche modo, palla ancora Bertoldo, 2 extra pass, si arriva in angolo da Zamuner, tripla però sfortunata che colpisce 2 volte il ferro. Allora dall'altra parte Zaupa, Zoleo la chiama Bulajar, arriva ora il pallone, Chiapperini ancora attenta su di lei, Bulajar sfrutta il blocco, palla schiacciata, bel pick and roll questo di Schio, fallo di Bertoldo che alza
il braccio, esatto, si autodichiara colpevole la numero 5 di Istrana. Qualche minuto di riposo nel frattempo per Perocco, torna in campo Zanatta. Primo libero buono per l'altra Bertoldo di questo match. Buono anche il secondo di Elena Bertoldo. 29-14. Il risultato in questo momento: Zamunera a portare il pallone a zona uomo adesso la difesa di Schio che ha tolto la zona. Qui Zanatta cerca sotto canestro Bigliato che però non riesce a tenere la posizione. Tanti contatti qui, arbitro che non fischia niente. Si gioca quindi con Zoleo, penetrazione, scarico, tanto spazio per Zaupa, prova timidamente ad accorciare le distanze Schio. 13 punti ora tra le due squadre, vediamo se riallunga subito Istrana. Ancora Bigliato a farci vedere, vista e servita, Bigliato, vediamo se va da sola, passo, non arriva allo spazio per il tiro, prova con la riapertura, invece no, un tiro difficile con la sinistra, premiata qui la numero 11. Si torna quindi subito sui 15 punti di differenza. Zoleo dall'altra parte, Bertoldo non la lascia andare da nessuna parte. Bulagliare ben marcata da Chiaperini che poi dà una mano anche su Zoleo. Scarico in angolo, tripla e numero 20 Cavedon che va per terra senza un apparente motivo. Dall'altra parte Zoleo recupera il pallone, palla per Bulagliare, scarico ancora in angolo, stavolta non va al tiro Cavedon, allora Zoleo, ancora Cavedon con tanto spazio, rinuncia al tiro, fa girare qui Schio, Bulagliare va in penetrazione, la ferma con un fallo Bertoldo. Momentum anche questo un po' di confusione nel match. Fuori Bigliato, dentro Rossetto e secondo fallo di giornata per Bertoldo. Entra in bonus in questo momento Istrana, ancora uno al conteggio dei falli di Schio. Zoleo sfrutta il blocco di Zaupa, palla fuori per Cavedon. Bulagliar deve andare al tiro, non c'è più tempo, ci prova con un semigancio sfortunato, però palla che non entra nel cesto. Allora Chiaperini aspetta il movimento dei compagni, si fa vedere Zanatta in posizione di punta, fa girare ancora per Zamuner, blocco per lei, raddoppiata ancora, nessuno però le dà una mano. Altro pallone buttato, si torna quindi in difesa con Rossetto che però sporca il possesso, non riesce a gestirlo Zaupa. Recupera quindi il possesso Istrana, Zamuner a portare su il pallone, Rossetto, movimento ancora di Zamuner che non viene però servita, si va in punta da Chiaperini, palla per Bertoldo, si fa vedere Zanatta, non servita neanche lei, palla fuori per Chiaperini, tanto spazio per la tripla numero 0 che non trova però il bersaglio grosso, si segna poco in questo momento della partita. Allora Cavedon, palla consegnata a Zoleo, palleggio dietro la schiena, prova a inventarsi qualcosa, la numero 8, bel canestro questo di Zoleo. Rossetto poi prova il tiro da centrocampo, allora termina qui il primo tempo tra Curis Istrana e Schio. Curis che ha ceduto un centimetro in più negli ultimi possessi di primo tempo, comunque finisce in vantaggio per 31-18. Noi ci sentiamo qui tra circa
9 minuti per la seconda frazione di gioco qui dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Strana.
Rieccoci, bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Strana, dove si è appena concluso l'intervallo tra Curici Strana e Famila Schio, primo tempo che si è concluso sul 31-18 per le padroni di casa, che hanno fin da subito imposto il proprio ritmo e trovato un buon vantaggio. Schio che nel corso del secondo quarto ha provato a rosicchiare qualche punto, arrivando sull'attuale meno 13, che comunque tiene viva ancora la partita. Si torna quindi in campo con Battilotti, palla poi a destra, si muove anche per ricevere il numero 66, c'è però l'infrazione di passi, quindi niente da fare per il primo possesso di Schio. Rimessa laterale per Istrana con Zamuner che cede il pallone a Bertoldo. Trollo, movimento ancora dal numero 5, si fa vedere poi Zanatta, servita, posizione in punta, Bertoldo le porta il blocco al numero 23, scarico fuori, Zamuner pensa anche al tiro, va poi dentro da Zanatta, serie di contatti su di lei, le viene però fischiata l'infrazione di 3 secondi in area, allora possesso che torna a Schio. Ancora Battilotti, faro offensivo della propria squadra a portare su il pallone, consegnato, rimane la difesa di Strana, arriva ora il cambio difensivo di Zamuner e il fallo nel pitturato di Zanatta. Primo fallo dal numero 23 quest'oggi, allora 14 secondi per andare al tiro dalla rimessa sotto canestro per Schio. Buona difesa qui di Trollo che rimane accoppiata, scarico fuori, Cavedon, palla per Zaupa che prova con un tiro molto difficile, a rimbalzo però poco attenta Istrana, allora ancora il numero 33 fino in fondo, non trova il fondo da retina, si va veloce dall'altra parte, Zamuner, passaggio per Bigliato da 2 punti, niente da fare, si alza anche il ritmo del match. Ancora Cavedon, scarico fuori, fallo ancora di Zanatta. Due falli in pochi secondi per la numero 23, invece no, fallo fischiato probabilmente a Trollo. Allora Ferretto, palla sotto, canestro per Battilotti, scarico fuori, niente da fare per Schio, Zanatta poi tiene basso il pallone, rischia la palla persa, arriva invece il fallo di Cavedon. Allora Trollo scambia con Zamuner, ancora il numero 12, palla per la 8 che non pensa neanche al tiro, sfrutta il blocco di Zanatta, passaggio per mettere in ritmo da 3 punti Bigliato, tripla però corta. Allora Cavedon dall'altra parte, cambio lato, passaggio difficile che in qualche modo riesce a tenere Ferretto, Battilotti, finta penetrazione, fa buona guardia Zanatta.
che non le lascia prendere la linea di fondo. La rimessa sotto canestro per Schio con 12 secondi per il suo attacco. Cavedon, palla per Ferretto, penetrazione, scarico fuori, Battilotti da 3 punti. Da 3 punti Battilotti per tornare sul meno 10. Istrana che sembra aver abbassato un po' il ritmo, soprattutto in attacco. Allora Zamuner aspetta il movimento di Bigliato, poi si muove anche Trollo che pensa alla tripla, decide poi di tornare da Bigliato, penetrazione, fallo della difesa. Allora, 2 tiri liberi per Benedetta Bigliato per provare a sbloccare il risultato in questo secondo tempo per Istrana, che deve riprendere un po' in mano le redini della partita. Il primo tiro libero è buono. Secondo molto corto. 1 su 2 per lei. Prova a alzare anche la propria aggressività, numero 11 di Istrana. Ferretto fino in fondo, cerca uno scarico, lo trova, allora Zaupa, si torna da Battilotti, penetrazione, tiene bene Bigliato, scarico fuori, arriva tardi il close out, rimbalzo di Zamuner, l'ultima a toccare. È stata fischiata una palla 2 abbastanza, una palla contesa abbastanza particolare questa, comunque regola della freccia che dà ragione a Istrana. Allora Bertoldo, Trollo ancora per la numero 5, si fa vedere Zanatta, Bertoldo va da sola, molto brava a mettersi in ritmo col palleggio, arresto e tiro dalla media, punti 7-8 per lei. Si torna quindi sul più 13 per Istrana. Ferretto lascia il pallone a Battilotti che pensa anche al tiro a 3 punti, va poi in penetrazione, tiene bene Zanatta, allora si va veloce in contropiede dall'altra parte, Bigliato alza la parabola per Bertoldo con tanto spazio, a rimbalzo ancora Bigliato, raddoppiata, prova comunque a tenere vivo il pallone, ancora una palla contesa, stavolta regola la freccia dà ragione a Schio. Quindi possesso che torna alle padovane. Battilotti portare su il pallone, Cavedon si fa vedere a destra, non viene servita, arriva ora lo scarico per Zaupa, Battilotti guarda il canestro, va in penetrazione, scarico fuori, Cavedon, penetrazione con la sinistra, layup lungo, poi ultimo tocco a rimbalzo della numero 66, allora possesso che torna a Istrana con possibilità di allungare nuovamente. Trollo alza il pallone per Zanatta che si guarda attorno, viene raddoppiata ora, serie di contatti su di lei, le viene fischiato solamente l'ultimo, allora 2 tiri liberi per il numero 23, invece no, sarà rimessa sotto canestro, il contatto che è stato fischiato era prima del movimento di tiro di Zanatta. Allora Zamuner sul pallone, si fa vedere Trollo, palla ancora al numero 23, un po' troppo bassa, intercettata solo per un attimo però da Battilotti. Rimessa laterale per Rossetto, giro di cambi tanto per Schio, torna in campo Gasparini e Valente. Sotto canestro Bigliato, la rimessa di Istrana funziona anche oggi, un tiro però difficile quello di Bigliato, sfortunata nella conclusione. Allora dall'altra parte
muove bene il pallone Schio e arriva la stoppata di Zanatta che dice no, qui non si passa. Allora Zamuner dall'altra parte aspetta l'arrivo delle compagne, il che vuol dire palla a Zanatta, poi Rossetto ha spazio anche per la tripla da distante, niente da fare. Allora Valente prende la linea di fondo, passaggio schiacciato, palla fuori, Battilotti fa saltare la difesa, bel close out qui di Bigliatto che tiene molto bene, si butta anche Zamuner, altra palla contesa, stavolta recuperata da Istrana. Altra bella difesa da squadra di coach Torresan che qui dà qualche minuto di riposo a Bigliatto e Zanatta. Torna in campo Gasparini e Perocco. Rossetto, Zamuner ancora per Rossetto, arriva il blocco di Perocco che poi si fa vedere, extra pass per Trollo da 3 punti, niente da fare, a rimbalzo poi fa buona guardia Schio. Allora penetrazione, prova ad andare fino in fondo, brava Trollo a tenere bene in difesa. Buona difesa di Aurora Trollo che però deve concedere la rimessa sotto canestro. Allora Battilotti, scarico fuori, penetrazione, tiene molto bene Perocco, qui limiti dello sfondamento, di passi, un po' di tutto, recupera il pallone Istrana, Trollo si fa vedere sotto canestro, la cerca Zamuner, il pallone un po' lungo, quindi si torna indietro con Rossetto, palla per Perocco, esce molto bene dal raddoppio la numero 15 e quando lasci tutto questo spazio come nel primo tempo Perocco non lascia niente al caso, altri 2 punti per lei. Prova a reagire Schio con una giocata personale, niente da fare, Trollo fa buona guardia a rimbalzo. Allora Zamuner, palla per Gasparini, subito al tiro il capitano di Istrana, a rimbalzo ancora presente Perocco che non riesce però a gestire il pallone. Tra 6-2-1 attualmente il punteggio, 3 minuti e 10 secondi da giocare. Istrana che deve tenere le mani sul volante e portare a casa la partita. Qui bella azione di Schio, poi a rimbalzo molto brava a tenere un'ottima posizione di tagliare fuori Gasparini e riportare a casa il possesso. Torna in campo nel frattempo Chiapperini al posto di Trollo. Proprio Chiapperini a farsi vedere, riceve il pallone, lo scambia con Rossetto, penetrazione, prende la linea di fondo al numero 15, scarico in angolo per Zamuner che si sblocca da 3 punti dalla sua mattonella. Bella giocata qui di Rossetto che arriva fino in fondo, vede lo spazio per il passaggio in angolo, non se lo fa dire 2 volte la numero 8. E dall'altra parte Battilotti costretta a uscire zoppicante, probabilmente un movimento della caviglia dove adesso viene messo del ghiaccio. Speriamo ovviamente che non sia niente di grave per lei, che possa anche tornare in campo nel corso del quarto periodo ormai. Torniamo però al basket giocato perché c'è Schio che attacca fino in fondo, trova il fallo di Gasparini che sembrava in realtà abbastanza ferma in una posizione buona di difesa, non è di questo avviso diretto di gara, quindi canestro e tiro libero supplementare per Valente che realizza anche il tiro libero. Si rimane quindi sul più 15 per Istrana. Zamuner, Rossetto, blocco di Perocco per Zamuner,
Ancora il numero 8 si fa vedere Trollo, passaggio per Gasparini che riesce in qualche modo a tenere in campo il pallone e a portare a casa anche il fallo della difesa. Quindi rimessa sotto canestro per Perocco. E torna in campo Bigliato al posto di Gasparini. Perocco sul pallone, movimento di Zamuner, vista servita, passaggio dietro la schiena ancora per Perocco che vede il movimento di Bigliato, non ha uno scarico facile, bel movimento, il passo e tiro di Benedetta Bigliato che lascia là la difesa, segna altri 2 punti. 4-1, 2-4 attualmente il punteggio. Bella difesa ancora sul pallone di Chiapperini, Boulagliar passa in qualche modo e con l'appoggio al tabellone segna un bel canestro. Allora Rossetto, scambio con Perocco che prova con il dai vai, palla sporcata, lotta, Bigliato, arriva Chiapperini, velocissima a scippare il pallone Vigante, poi tanta confusione, palla che non esce. Rimane alta la difesa di Istrana, Boulagliar lo spazio per andare fino in fondo, arriva il fallo di Zamuner. Allora Boulagliar avrà 2 tiri liberi per tornare sul meno 13. Il primo però è lungo. Lungo anche il secondo, a rimbalzo ci sono sia Bigliato che Rossetto, pallone preso da Bigliato, poi lasciato a Zamuner. Movimento di Chiapperini, vista e servita, si fa vedere anche Perocco che vuole andare dentro a Bigliato, invece consegnato per Zamuner, messa in ritmo a 3 punti, pallone che entra e poi esce. Allora, intercetto di Bigliato che capisce tutto, si invola in contropiede, non sbaglia il layup. Altri 2 punti per Benedetta Bigliato e qui Rossetto che va a sporcare anche il primo passaggio. Torna in campo Zanet al posto di Zamuner. Subito Zoleo contro Zanet, tiene bene però al numero 24, rimane nonostante il blocco, quindi si viene qui a destra da Valente, molto distante però da canestro, va ancora Zoleo contro Zanet, tiene bene al numero 24, tiene benissimo, costringe a un tiro difficile, l'ultimo di questo terzo periodo che si conclude sul punteggio di 43-26. Istrana che dopo un inizio non particolarmente convincente ha ripreso in mano le redini del match, consolidando il vantaggio che ora è di 17 punti con 10 minuti da giocare. È arrivata anche una timida risposta da parte di Schio in questo terzo periodo, non abbastanza però per rimettere almeno per ora tutto in discussione. Come dicevamo, partita importante questa anche per la classifica e per terminare comunque l'anno e andare alla pausa lunga natalizia con una vittoria e il morale alto per Istrana, rispondendo poi a una sconfitta, quella contro San Marco,
anche in parte immeritata, visto che le ragazze di coach Torresana hanno giocato l'ennesima buona prestazione del proprio inizio di stagione, però anche stavolta non sono riuscite a capitalizzare l'occasione, quindi un'altra prestazione comunque buona che non ha portato 2 punti in classifica come è successo in altre occasioni, come ad esempio contro Conegliano la prima giornata, contro la Raio Venezia proprio qui a Istrana. Si torna comunque al basket giocato, perché c'è Zolleo con la palla in mano, poi Valente, movimento di Bulayar che vuole andare da sola, scarico fuori, finta, bel movimento, arriva la stoppata però di Perocco che non lascia passare niente, poi sporcatura sul passaggio anche di Chiapperini, quindi rimessa sotto canestro per Schio che trova lo spazio per il tiro. Allora Perocco molto brava a rimbalzo, Bigliato va veloce dall'altra parte per Rossetto, Chiapperini, passo, tiro, serie di contatti, nessuno però è falloso, allora Zolleo veloce dall'altra parte, tiene benissimo Zanet e riporta a casa il possesso. Chiama lo schema proprio la numero 24, torna a zona la difesa di Schio. Perocco fa girare il pallone, Rossetto pensa anche alla tripla, scarico, extra pass, Zanet fino in fondo, va al tiro, niente da fare, allora Zolleo veloce dall'altra parte, il bel passaggio per Valente che lamenta anche un contatto falloso di Rossetto. 43-28, 15 punti di differenza. Si fa vedere Perocco, scarico per Chiapperini, extra pass, ancora Perocco, il tiro, niente da fare, chiedeva il pallone sotto canestro Bigliato, forse anche un contatto, molto probabilmente un contatto sulla mano di Perocco al momento del tiro. Comunque palla che torna a Schio, Bulayar passa sul blocco molto bene Chiapperini, palla poi per Zolleo che alza la parabola, Cipro, Gasparini niente da fare, Perocco fa buona guardia, triplicata, palla ancora fischiata, palla contesa. Istrana che mantiene il possesso del pallone, ora si sta alzando anche il livello di agonismo e tanti contatti. Zanet si fa vedere, Perocco vista e servita, va al tiro al numero 10, non trova però il fondo da retina, poi Zanet bravissima a dar fastidio nel ripiegamento difensivo e a non lasciare niente al caso. Qui Chiapperini si faceva vedere, Rossetto sotto canestro, ancora Chiapperini, prende la linea in fondo, scarico, Rossetto però non ci arriva, qui qualche scelta sbagliata di troppo da parte di Istrana. Si rimane sul 43-28, Zolleo cerca il consegnato per Gasparini, poi decide di andare da sola, scarico fuori, Bulayar prende la linea di fondo, difesa però fallosamente da Chiapperini, rimessa quindi sotto canestro per Schio con Bertoldo e Zamuner pronte sul cubo dei cambi al posto di Rossetto e proprio Chiapperini. Si fa vedere Zolleo, tiene Zanet, la costringe a un altro tiro difficile, altra bella giocata in difesa della numero 24. Allora Zamuner resta il palleggio, Bertoldo le dà una mano, Bigliato, pugno in faccia su di lei.
highlights da ring e incontro di box. Niente di grave comunque per la numero 11 che torna subito a giocare qui. Zamuner con spazio da 3 punti, niente da fare, a rimbalzo c'è Bertoldo che dà l'opportunità alla tripla anche a Perocco, niente da fare, a rimbalzo stavolta le mani a prendere il pallone sono quelle di Schio, lo Bulayar, bella giocata, scarico fuori, extra pass, tripla di Gasparini, non a bersaglio però, poi a rimbalzo ancora la numero 24, Bulayar riapre ancora per Gasparini che trova la tripla, torna quindi a meno 12. Schio che prova timidamente a rifarsi sotto e brutta palla persa qui di Strana e coach Torresan è costretto a chiamare time out con Schio che ha ripreso anche un po' di entusiasmo soprattutto grazie all'ultima tripla e coach Torresan che chiama time out, è sicuramente un time out per cercare anche un po' di dare una scossa alle proprie ragazze che negli ultimi possessi sembrano aver distolto un po' l'attenzione dal match, con un risultato sicuramente che va a favore di Strana, che però va portato a casa fino in fondo. Infatti non disegna niente coach Torresan che prova solo a dare una scossa, Istrana già pronta a tornare in campo. Torna solo in questo momento Schio che in qualche modo sta provando a riaprire il match, avrà anche il pallone per tornare sul meno 10 o meno 9 in caso di tripla. Qui Bigliato molto brava però a capire tutto, esce poi il pallone, poi serie di contatti su di lei, molto brava qui la numero 11 di Strana a dare subito un segnale. Rimessa per Zamuner, blocco di Bigliato che poi si fa vedere, scambiano le due giocatrici di Strana, poi sbaglia il passaggio Zamuner, perde ancora il possesso di Strana, un po' troppa confusione ora tra le fila delle trevigiane, che allora punta sulla difesa per mantenere un buon vantaggio. Pick and roll di Schio, palleggia il resto e tiro di Gasparini che ha deciso di prendersi in spalla la propria squadra. 5-0 di parziale personale per tornare a 10 punti di svantaggio. Allora Bigliato trova il fallo proprio da 24. Terzo fallo di squadra per Istrana, 5 minuti e 30 secondi da giocare, ancora una vita davanti per meritarsi la vittoria. Qui Bertoldo, tanto spazio per lei, niente a fare, poi rimbalzone di Bigliato che però non riesce a concludere, poi sul secondo tentativo arriva il fallo della difesa. Quindi 2 tiri liberi per lei. Buono il primo. Altra partita quindi in doppia cifra per Bigliato. Buono anche il secondo. Bulayar a portare su il pallone, si accoppia in questo momento Rossetto con lei, pallone poi per Zoleo, palla dentro, tiene bene Bigliato, fischiato però fallo alla difesa con le braccia larghe, fischio
diciamo questo abbastanza fiscale. Comunque si riprenderà con una rimessa sotto canestro per Schio. Boulaillard vede e serve, ancora Valente, attacco abbastanza statico questo di Schio, a rimbalzo ci pensa Zanatta, brava anche a non pestare la linea di fondo. Allora Zamuner, palla in angolo per Rossetto, prende la linea in fondo, scarico fuori per Bigliatto, altra penetrazione, Bigliatto cade sul pallone, cerca comunque di riprenderselo in qualche modo, altra palla contesa e possesso che torna a Schio. Momento della partita sicuramente non spettacolare questo, ma comunque tasso di agonismo elevato, nonostante magari il punteggio sia in modo abbastanza netto a favore di Strana. Schio però giustamente non vuole mollare, fino in fondo ci prova, brava qui Rossetto, fallo abbastanza importante su di lei, che non sembra però averle fatto particolarmente male, quindi va dalla lunetta, la numero 15. Buono il primo libero di Rossetto. Buono anche il secondo, 2 su 2 per lei. Allora Boulaillard. Palla consegnata a Rossetto, però capisce tutto, va in contropiede, viene con l'end one di Rossetto, che si toglie probabilmente anche un sassolino dalla scarpa. Grande giocata qui della numero 15, che fa tutto lei, recupera il pallone, va in contropiede, segna un tiro difficile nonostante il contatto vigoroso e il fallo evidente della difesa. Il libero però è corto, si rimane quindi sul 49-33. Qui tanto spazio per Valente che va fino in fondo, torna fuori poi per Boulaillard che segna però da 2 punti, piede sulla linea per lei. Allora Bigliatto cerca il consegnato, altro contatto falloso, qualche protesta anche abbastanza ingiustificata, quindi 2 tiri liberi per Bigliatto. Il primo non va a segno, non va a segno neanche il secondo, poi a rimbalzo arriva prima la numero 7 di Schio, ancora su di lei Rossetto, palla in punta penetrazione, infrazione di passi. Allora possesso che torna a Istrana. Zamuner, portare su il pallone, Bigliatto chiama il cambio lato Zamuner che pensa anche al tiro, poi apertura per Bertoldo, si va dentro da Zanatta che abbassa il pallone, schiaffi in faccia per la numero 23 di Strana che trova comunque spazio per Bigliatto, altri contatti sotto canestro, Boulaillard in qualche modo recupera il possesso, si va quindi dall'altra parte, spazio per Ferretto, penetrazione, tiene bene Bigliatto, altra penetrazione virata, contatti su contatti, ora partita che si fa forse anche un po' troppo cattiva. Allora Bertoldo, Rossetto, rimane a terra dall'altra parte Zaupa.
che forse si è fatto male al ginocchio, costretta poi a uscire dal campo, accompagnata dall'applauso di tutto il pallaparonetto. Ovviamente speriamo che sia solo una botta per lei. Esce comunque sulle sue gambe. La rimessa sotto canestro dall'altra parte per Istrana. Movimento di Gasparini con tanto spazio, non arriva però il canestro del capitano di Istrana. Rossetto si immola a rimbalzo, non riesce però a recuperare il pallone. Allora Bulajar, palla in punta, la fa girare Schio. Passa comunque sul blocco Gasparini, poi bella difesa di Bertoldo. Pallone che arriva tra le mani di Zamuner, allora ancora il numero 5. Scarico in angolo per Rossetto, rimbalzo, Gasparini, apertura in punta, ancora extra pass per Rossetto che può andare anche alla tripla, non lo fa, allora Gasparini. Passaggio basso, Rossetto fino in fondo, niente da fare, poi Zamuner con la sinistra ribadisce a canestro. Arriva quindi il canestro di Istrana per il +16. 5-1, 3-5 la situazione del punteggio. Qui ci prova Ferretto da 3 punti, niente da fare, allora Zamuner. Passaggio non look per Perocco, palla fuori per Rossetto. Bellissima questa azione di Istrana che è andata velocissima dall'altra parte, con 2 passaggi ha trovato lo spazio per il tiro da 3 punti del numero 15. 54-35 allora. Tiene ancora molto bene in difesa Rossetto, tiro, rimessa laterale calcistica di Pegoraro. Si va dall'altra parte, ancora Zamuner, palla per Rossetto. Si fa vedere Bertoldo, tanto spazio anche per lei da 3 punti, niente da fare, Perocco salva il pallone ma arriva tra le mani di Schio, poi il fallo di Gasparini, quarto di squadra per Istrana, che quindi entra solo ora in bonus. Ormai molto vicina la vittoria, la quinta stagionale per la squadra di coach Torresan, nonostante, diciamo, una prestazione non del tutto convincente, ma ha portato a casa comunque 2 punti molto importanti per staccare la zona calda della classifica e avvicinarsi invece alle avversarie davanti. Zamuner, palla per Bertoldo, intercettata, allora contropiede facile per Schio e allora finisce così. La Curis Istrana vince per 54-37, punteggio molto basso dove Curis si è imposta contro la famiglia Schio con una ottima difesa di squadra, concedendo il minimo che si poteva concedere. Sicuramente non una partita spettacolare, ma una partita che Istrana è riuscita a indirizzare fin da subito, approcciando molto bene il match e trovando più di 10 punti di differenza già nel corso del primo quarto, per poi amministrarlo nel corso del match senza mai scendere dalla doppia cifra di vantaggio, nonostante sicuramente qualche errore di troppo rispetto alle uscite precedenti. Allora andiamo a ricordarvi i prossimi impegni che avverranno nel 2026 per le 2 squadre, con Schio che comincerà l'anno in casa sabato 10 gennaio alle 20:30 contro la Sistema Rosa Pordenone. Istrana che invece inizierà il 2026 in trasferta
una trasferta che sicuramente potrà dire tanto del suo percorso contro una rivale ostica come San Bonifacio sabato 10 gennaio alle ore 20, per poi tornare qui al palazzetto G. Beppi Paronetto di Strana per la prima annuale contro Marghera, che sarà probabilmente ancora in testa alla classifica, sabato 17 gennaio alle ore 20:30. La foto di rito per Istrana. Ora andremo a sentire coach Torresan, che sicuramente potrà essere contento di questo risultato e di andare, diciamo, in vacanza con 2 punti in più in classifica. Foto di rito nel frattempo per Istrana. Schio invece chiamata in spogliatoio del coach Malfatti, vedremo se riusciremo a sentire anche le sue parole. Andiamo prima a sentire coach Torresan. Terminate quindi le foto di rito per Istrana, andiamo a vedere se riusciamo a intercettare subito coach Torresan. Eccolo qui coach Torresan. Allora, vittoria per chiudere l'anno, forse diciamo come prestazione non del tutto convincente, ma comunque 2 punti importanti per la classifica. Credo che la tensione della partita le ragazze l'avessero sentita, eravamo senza Marta che comunque ci dà un po' più di equilibrio in attacco, ci siamo dovuti un attimo inventare un attacco leggermente diverso, le ragazze comunque hanno fatto una buona prestazione. Schio è una squadra che mi ricorda molto noi l'anno scorso, neopromosse che stanno faticando a prendere il ritmo, però attenzione, io non vorrei trovarla ai play-out una squadra del genere. Intanto approfitto per fare gli auguri a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono. Anche oggi avevamo anche lo sponsor in tribuna e quindi è importante che per quello aver fatto una prestazione diciamo sulle nostre corde, quindi grande difesa e ci ha consentito di sbagliare qualcosa di più in attacco, anche se devo dire che le scelte non mi sono dispiaciute, poi i tiri entrano o non entrano, però abbiamo fatto una buona prestazione in attacco. E se posso, per chiudere l'anno, siccome di solito ringrazio sempre o esalto le giovani piuttosto che, oggi vorrei ringraziare le vecchie che abbiamo, vorrei ringraziare il capitano Giulia Gasparini, che lei ci mette sempre l'anima, e Alessia Perocco, che sono comunque quelle che danno ritmo a tutte le loro compagne e gli danno la sicurezza per giocare, quindi oggi voglio ringraziare loro due. Perfetto coach, allora si va in vacanza con una vittoria a punteggio basso, dovrà ripartire da qui, quindi Istrana nel 2026? Allora, ti confesso che io nella lavagnetta in spogliatoio avevo scritto 11 punti per quarto dovevamo prendere, abbiamo finito a meno di 11, così va bene. Vabbè. Iniziamo da. Perfetto, grazie a coach Torresan. Allora da Diego Benendo e Streaming Sport è tutto, io vi auguro buone feste, buon Natale e ci vediamo nel 2026. Squadra locale. Devo dire una cosa. Dici.